Tra i libri, nella biblioteca Palazzo Frova, siamo a Caneva, è qui, in questo paese che appartiene al Friuli ma è così appiccicato al Veneto, che Irene Kao ha scelto di far decantare il suo successo. Lei è la scrittrice che con una trilogia erotica ha fatto centro, un mix di arte, amore, sesso, cucina e amicizia, risultato 400.000 copie vendute. Dopo la trilogia, altri 2 libri, Per tutti gli sbagli e Per tutto l'amore, storie dove Irene Kao fa emergere anche la grande bellezza dei territori che conosce e che ama. Per tutti gli sbagli è completamente ambientato in Veneto, è il Veneto che conosco di più, il Veneto che amo, quel Veneto che secondo me ha ancora tante cose da dire insomma, quello che mi piaceva e quello a cui tenevo di più era esaltare le bellezze. Ma io credo veramente che se ripartiamo dall'amore per i luoghi, forse riusciamo ancora a fare qualcosa di buono. Io molto spesso l'ispirazione la vado a prendere dai posti, dai luoghi, anche quando sono a corto di idee. E una cosa a cui tengo è appunto ridare amore a certe realtà dimenticate da Dio. Siamo a nord-est, nei luoghi del vizietto che negli anni 60 Pietro Germi tratteggiò così bene da farci restare impigliati, forse per tutta la vita. Tradimenti, corna vere o corna presunte, ma comunque sempre raccontate. E allora, chi meglio di colei che di erotismo ha scritto può dirci se oggi siamo ancora uguali a quelli di ieri? Beh, io devo dire, questa cosa non l'ho mai detta, in Per tutti gli sbagli c'è una scena ambientata in Piazza dei Signori a Treviso. Io andai a rivedere il film, appunto, Signore e Signori, e l'ho trovato di una contemporaneità assoluta. Qualcosa è rimasta, secondo me. Ma oggi dove va il nord-est? Cosa può fare e soprattutto cosa deve far andare? Mi piacerebbe avere la risposta, nel senso che mi piacerebbe anche poter fare qualcosa in questo senso. Io ogni tanto mi arrabbio perché siamo una terra fantastica, potremmo vivere di sola cultura. Siamo messi male, ma se sapessimo valorizzare ciò che abbiamo, potremmo vivere solo di quello. Siamo il paese, insomma, che ha il maggior numero di opere d'arte in assoluto in tutto il mondo. Quello che ci manca è una gestione buona di quello che abbiamo. Manca la politica sostanzialmente. Manca la politica buona. Io poi in realtà a me non piace far politica, mi tengo anche un po' molto lontana dalle dinamiche politiche, anche se mi rendo conto che insomma siamo tutti animali politici, dobbiamo vivere in questo mondo e quindi non possiamo esulare da questo. Però manca una gestione sana dei luoghi e delle bellezze che abbiamo. Dovremmo ripartire da qui. In conclusione mi dice un sogno di Irene Kao per se stessa e anche un sogno per questa terra? Ma per me io non ho grandi sogni e grandi ambizioni, è vivere bene ogni giorno e soprattutto con amore e circondata da amore. Cosa che in questo momento forse mi manca e insomma spero di poterlo agganciare. E il sogno è che questa terra possa di nuovo riparlare e ridare qualcosa di grande e penso che ce lo possa fare perché lo ha dato in passato e credo che esistano ancora comunque dei semini, sono lì sottoterra, bisogna solo riuscire a curarli perché le piante escono così, devi curarle bene e dare dedizione ogni giorno, quotidianamente. E credo che questa terra possa dire ancora qualcosa di buono.